Gloria al Signore, condividiamo insieme un passo della parola, così come la troviamo scritta nel libro degli Atti. Leggeremo il capitolo 16, Atti capitolo 16, dal versetto 16 fino al versetto 34. Atti capitolo 16, dal verso 16 fino al verso 34. Amen. Inizio a leggere. Dio sia lodato. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E presentatili ai pretori dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signori, che debbo fare per essere salvato? Ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. E viene descritto un piano meraviglioso di salvezza di Dio per un uomo e la sua famiglia. Ma tutto ha inizio quando Paolo e Sila, insieme ad altri servitori del Signore, andavano, come erano soliti fare, al luogo di preghiera. C'era un luogo dove si riunivano. Com'è? Viene descritto come luogo di preghiera. come per noi potrebbe essere questo locale, no? Il nostro luogo di preghiera.
Amen? Ci riuniamo, veniamo qui insieme per lodare il Signore, per pregarlo, per offrire il nostro culto. Alleluia. Durante la strada, dice, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendoli indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Era una donna posseduta dal demonio che indovinava le cose, i fatti delle persone. E le persone incuriosite pagavano per sentirsi dire e svelare magari cose intime, segrete, o magari cose che dovevano avvenire di lì a poco nella loro vita. E questo può fare il diavolo. Ma c'è un'opera che può fare il Signore, che è un'opera ancora più grande. È un'opera di salvezza. Alleluia, gloria a Dio. Questa donna, quindi posseduta, ogni volta che incontrava i servi del Signore, gli gridava dietro: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Amen. Era la verità. Ma immaginate giorni e giorni che ogni volta fate la stessa strada e incontrate dietro questa donna che grida, no? Dietro a voi. A un certo punto Paolo, infastidito, leggiamo, prende posizione, esercita la sua autorità spirituale, un'autorità che aveva ricevuto da parte di Dio, e sgrida quello spirito. Nel nome di Gesù, dice: io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Amen. E in quell'istante lo spirito lasciò quella donna. Ci fu una liberazione da una possessione. Gloria a Dio. Anche noi possiamo operare nel nome di Gesù. Dobbiamo solo esercitare l'autorità che ci è stata data. Non aver timore del nemico, ma bisogna affrontarlo col coraggio della coerenza evangelica e spirituale. Amen? Col coraggio dello Spirito del Signore che Egli sa dare ai Suoi servi. Quello Spirito non poteva che ubbidire e in quell'istante lasciò quella donna. E poi immaginate, no? I Suoi padroni come potessero sentire adesso. Come facciamo a guadagnare? Cioè non erano felici perché quella donna è stata liberata, anche se la sfruttavano. Erano invece delusi perché i loro guadagni adesso erano svaniti. E allora arrabbiati conducono Paolo e Sila davanti alle autorità, dichiarando davanti a tutti: questi uomini proclamano, questi giudei praticano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare, turbano la nostra città. Oh, gloria a Dio, a questo siamo stati chiamati, a turbare le città, le città che sono sotto il controllo di Satana. Noi siamo chiamati a turbare un certo andazzo, siamo chiamati a cambiare una certa consuetudine. Alleluia, Dio ci dia grazia di turbare le nostre città, a turbare gli oppositori della fede, a turbare chi esercita il vile guadagno sfruttando le persone incatenate dal demonio. Alleluia, Dio ci ha dato libertà, autorità, e nel nome di Gesù dobbiamo esercitare l'autorità che Dio ci ha dato. Amen? Alleluia, ma tutto questo fa parte di un piano. Dio ha i suoi piani gloriosi, meravigliosi, che nessuno potrà mai cambiare. Vedete, Paolo non sapeva, gli apostoli Paolo e Sila non sapevano che in carcere dovevano incontrare quell'uomo, quel carceriere che aveva ricevuto quell'ordine
di incatenarli, di custodirli nel luogo più segreto della prigione, nel luogo più sicuro della prigione. Mi raccomando, non li fare scappare. Li arrestarono. Vedete, quando si fa la volontà di Dio, quando si serve il Signore, certamente avvengono delle cose che noi non comprendiamo. Però bisogna fidarsi del Signore. Io credo che Paolo e Sila non comprendessero il motivo, ma come? Abbiamo operato, abbiamo liberato quella donna, e adesso il nemico si scaglia contro noi, siamo in catene. Non si scoraggiarono. Anzi, abbiamo letto che verso la mezzanotte, mentre erano in carcere e con i ceppi ai piedi, gli misero pure i ceppi ai piedi, verso la mezzanotte, invece di piangere, di addolorarsi, non vedere nessuno spiraglio, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio. E c'è tanto da imparare. È vero? E a volte ci scoraggiamo. Il nemico fa i suoi piani contro di noi, riesce nel suo proposito e noi ci lasciamo scoraggiare facilmente. Alleluia, ma io ti dico una cosa, ma te la dico non perché te la dico io, ma perché è la parola di Dio che ci fa comprendere questo. Anche nella prigione tu puoi pregare. Anche nella prigione puoi trovare gioia nel Signore. Anche nella prigione puoi sentirti libero. Amen. Questo fecero Paolo e Sila. Verso la mezzanotte, pregando, cantavano a Dio. E i carcerati li ascoltavano. Amen. In carcere c'era chi aveva bisogno di ascoltare le preghiere che venivano innalzate, le lodi, i canti. Abbiamo letto che i carcerati ascoltavano. Gloria al Signore. A volte non comprendiamo, ripeto, perché ci troviamo in determinati luoghi e in determinate situazioni, ma vogliamo fidarci del Signore e non perdere mai la fiducia nel nostro Signore, che mai abbandona i Suoi servi. Siete d'accordo? Alleluia, il Signore mai abbandona i Suoi servi, anzi utilizza i Suoi servi in ogni luogo e in ogni modo. Alleluia. Così come ha utilizzato Paolo e Sila per la salvezza di quell'uomo. Mentre pregavano è successo qualcosa. Gloria a Dio. A un tratto vi fu un grande terremoto. Come conseguenza di quella preghiera, di quella lode, ci fu un grande terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Amen. Alleluia. Possiamo pregare affinché le porte si aprano? Amen. Possiamo pregare affinché le catene di tutti si spezzino? Nel nome di Gesù? Amen. Alleluia, anche se siamo limitati, Paolo e Sila erano limitati, erano in catene, in carcere, ma la preghiera non ha barriere. La forza dello Spirito Santo va oltre i limiti che mette la vita, il nemico, le circostanze. Amen? Molto può la supplica del giusto, fatta con rendimento di grazia. Ma come? Molto può. Può fare molto, può anche spezzare le catene. Gloria a Dio. Quindi non vogliamo scoraggiarci, ma vogliamo pregare il Signore affinché le catene si spezzino. Gloria a Dio, affinché chi è in prigione possa vedere nella propria vita la libertà che è in Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Qui inizia l'opera di salvezza di Dio per un uomo in modo particolare, per il carceriere, che aveva la custodia di quelle persone, di quei servi di Dio. Il carceriere si svegliò e vedute tutte le porte del carcere spalancate, mamma mia, dormivo e qua tutti sono scappati, come me l'hanno affidato, che mi faranno?
ammazzo io. Prima che mi ammazzano loro, mi ammazzo io. Guainò la spada e stava per uccidersi. Ma Paolo lo vede, e lo ferma. Gridò ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Amen. Non ce ne siamo andati. Probabilmente avvertirono nello spirito che il Signore doveva operare nella vita di quel carceriere, e non se ne scapparono, perché non videro l'opportunità come una propria opportunità per sfuggire, per scappare, ma videro un'opportunità per conquistare un'anima a Cristo. Alleluia, non farti del male. Quante persone si fanno del male? Tante persone si fanno del male. Alleluia, non solo con le cose che fanno del male materialmente. Oggi ci sono le droghe. Cosa fanno? Si fanno del male. Assumono veleno. Gloria a Dio. Ma si fanno del male anche quando rifiutano il messaggio di salvezza di Cristo Gesù. Si fanno del male le persone. Il rifiuto è un male che si fanno le persone. Il rifiuto ad una notizia così bella del Vangelo, che vuol dire buona notizia, buona novella. Cioè che Gesù vive, Gesù libera, Gesù perdona, Gesù guarisce, Gesù riconcilia con il Padre. Il rifiuto di questa notizia fa solo del male alla vita dell'uomo. Alleluia, non solo alla vita ma anche all'anima, alla vita spirituale dell'uomo. Non farti del male. Siamo tutti qui. Il carceriere, vedendo quello che era successo, vedendo che quegli uomini non erano fuggiti, capì che quell'opera è un'opera particolare del Dio vivente. Tanto che lo porta a porre una domanda a Paolo e gli altri apostoli. Mi chiama: signori, che devo fare io per essere salvato? Capisce che ha bisogno di salvezza. Gloria a Dio. E allora quando si comprende che hai bisogno di salvezza, quando l'uomo comprende che ha bisogno di salvezza, lì è un buon inizio. E quella è una porta aperta affinché lo Spirito del Signore possa entrare e possa compiere un'opera meravigliosa. E quell'uomo ha iniziato bene. Che devo fare per essere salvato? E la risposta fu, come oggi ancora, la stessa risposta: e credi nel Signore Gesù. Credi nel Signore Gesù e essere salvato tu e la tua famiglia. Amen? Alleluia. Ora questo non vuol dire che basto io per essere salvato. Basta che sono io salvato e la mia famiglia è salvata in automatico. Non è così. Perché? Perché leggiamo poi che annunziarono la parola del Signore a lui e alla sua famiglia. Amen? Quindi la parola di Dio fu annunciata. Perché sarai salvato tu e la casa tua? Perché con te entrerà anche la parola del Signore a casa, no? Quindi la tua famiglia sentirà questa parola e se l'accoglierà come l'accogli tu, c'è salvezza per tutti. Amen? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe. Vedete come la vita di quell'uomo cambia. Nella vita di quell'uomo, oltre alla salvezza, entrò anche l'amore di Dio. Non conosceva quelle persone, ma capì che erano da parte di Dio e iniziò ad amarli, prendendosi cura di quelle persone. Le portò a casa sua, guarì, fasciò le loro ferite, gli diede da mangiare, si rallegrarono tutti in quella famiglia. E poi successe qualcosa di meraviglioso. Accettò Gesù e fu battezzato, lui con tutti i suoi. Questo mi piace. Fu battezzato lui con tutti i suoi. Dio ci dia grazie.
che anche i nostri possano accettare Gesù. Alleluia. Apparecchiò loro una tavola, li fece salire a casa, si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Pensate, stava per uccidersi, stava per togliersi la vita e invece tutto è cambiato. Adesso si rallegra perché è avvenuto qualcosa, ha accettato Gesù. In quella casa c'è stata festa. Alleluia. Amen. La vita cambia quando si incontra Gesù. Alleluia. Ma se avete notato, come ho notato io, il piano di Dio. Chi l'avrebbe mai capito questo piano? Nessuno avrebbe mai capito questo piano. E quell'uomo, quel carceriere, come avrebbe potuto ascoltare e vedere la potenza di Dio se non c'erano gli apostoli in carcere? Non lo poteva vedere. Vedete come tutto è un tassello, no? Che porta poi a vedere l'opera di Dio in un modo completo. Alleluia. Se dobbiamo soffrire perché un'anima sia salvata, vogliamo rallegrarci nel Signore. Amen. Perché sapete, quando un'anima si salva è un'anima strappata all'inferno. Alleluia. Amen. E noi che abbiamo conosciuto l'amore di Dio proviamo la stessa gioia che prova Gesù quando un'anima viene salvata. O no? Quindi vogliamo pregare il Signore. In ogni modo, in ogni tempo, in ogni situazione, preghiamo il Signore perché le preghiere non sono mai inutili. Vedete Nathan? In aeroporto, quella preghiera. Chi doveva ascoltare in aeroporto quella preghiera? L'ha ascoltata a Dio. Alleluia. E quella situazione che si è venuta a creare così difficile, di panico, per Nathan, alla fine si è ricordato che non poteva rivolgersi a nessuno se non a colui che dall'alto vede ogni cosa. Signore, che faccio? Dammi una soluzione. Gloria a Dio. Credo che il Signore abbia risposto. Vogliamo ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.